cattedrale di San Miniato, magistralmente diretto da Giuseppe Ciani, supporto splendido come sempre i nostri volontari dell'AVO, hanno voluto organizzare questa sera. È una bella occasione intanto per stare insieme, per salutare il 2013 che non ci ha portato tante cose negative, e per sperare di cominciare meglio il 2014, sperando che le cose possano andare bene. Io ringrazio innanzitutto in primo luogo ringrazio gli artisti, ringrazio i musicanti, ringrazio gli attori, ringrazio gli autori, direttori, regista, coordinatore, propulsore, ideatore di tutto questo, è Giuseppe Ciani, come sapete particolarmente legato a noi, anzi è stato anche presidente in anni lontani ed è rimasto affezionato, attaccato a noi, dirige il centro culturale L'Incontro. Vedete che noi facciamo sempre le mostre d'arte nel chiostro e in altri locali della struttura, sono sempre coordinate artisti senesi, italiani, internazionali da Giuseppe. Quindi siamo ansiosi di vedere questa fatica, perché come pittore ti conosciamo, come scultore ti conosciamo, ora come autore, come regista ora vogliamo vedere come si fa. Grazie a tutti. Allora io vi saluto affettuosamente. Ricordatevi che dovete applaudire forte, perché l'applauso fa esercizio. Vi saluto con una lettera che ha scritto un vostro compagno di lavoro, perché qui a Campanzi si lavora, il lavoro della vita, il lavoro pubblico. Allora dice Enzo Marzi, non conoscendo il vostro repertorio, cioè quello che ora gli attori diranno, però mi ricorda la mia infanzia. Quindi Enzo si ricorda della sua infanzia, ora vedendola con me, di quando si recitava con Monsignor Viviani. Lui recitava con Monsignor Viviani. Monsignor Viviani era famoso. Con queste poche parole vi do il benvenuto. Enzo, con queste poche parole vi dai il benvenuto in questa oasi di pace. Questa non deve essere un'oasi di pace, deve essere un'oasi di casino. Do applauditi. E si canta a motoria. Allora, se a volte possiamo camminare poco perché con le carrozzelle non si possono fare, ma l'applauso si può fare sempre. Utilizziamo le mani invece che le mani. E vi auguro buon anno con tanta ammirazione, vi saluto con gioia e vi dà gli auguri dell'anno. Non si può parlare, Enzo, non si può parlare, bisogna andare a posto, non si può parlare. Ringraziamo Enzo per i complimenti che fa a tutti voi e vi auguro un buon anno. Però c'è l'ultima cosa, ricordatevi che agli attori fa più piacere un applauso che 100.000 euro. Ora contate 100.000 euro oppure applaudite sempre. E cercate anche di stare zitti, perché se no se non si capisce quello che dicono. Diamo il via allo spettacolo che si intitola C'è una strada nel bosco, perché questo è stato fatto per essere recitato in mezzo al bosco.
Per cui quando ora parlano del Cosmo, voi pensate che tutta questa scena, questi colori sono opera di un pittore molto bravo, che ora dipingerà anche la porta, dipingerà la carrara, tutte le cose, Renato Ferretti, l'ha fatta apposta per voi. Quindi anche un applauso a Ferretti. Allora è vero che grandi rumori raggiungono il silenzio, se quando diventava sordo. Io però facevo un rumore e io era virtuosismo per dare all'originale interpretazione del pezzo che stavo suonando. Ma da quanti qua una stinca si chiama Un'interpretazione è un'interpretazione, una cosa particolare può cogliere il segreto significato che si nasconde dietro il simbolo di un brano musicale. A proposito di interpretazioni, sto leggendo qui sul giornale la sfilza di quelle fatte sulla fiaba di Cappuccetto Rosso. Dall'interpretazione mitologica si passa a quella antilogica e poi alle più svariate interpretazioni popolari, fino ad arrivare a quella che basa Cappuccetto Rosso sul concetto di maternità, Infatti nella fiaba c'è la madre, la madre non si discute, c'è la nonna che anche lei è stata madre, c'è la bambina che da grande diventerà madre, c'è poi il lupo che secondo l'interpretazione popolare svolge una funzione materna. Ma come è possibile? Il lupo che svolge una funzione materna? Ebbene sì, il lupo svolge una funzione materna quando un taglio cesareo partorisce la nonna e la nipotina. Ma mi dici cosa che un Cappuccetto Rosso con la cosa c'entra? C'entra. Vedete la completa comunque io parlavo di un'interpretazione facendo un virtuosismo. Ciao Bibi. Ma lascialo finire. Ho finito, forza ho finito. No, bisogna spingere. Hai finito di strollovare? O hai finito di suonare? Di suonare non finisco mai. Perciò ora riattacco e sono per le signore che stanno entrando.
l'altro un baciato. Ma ci volete stare zitti? Se ho detto bene, sull'arca di Amapola. Certo, è una melodia meravigliosa, ma a noi piace la musica di tutt'altro genere. E ora che hai finito di suonare, lasciaci giocare in pace e vai dove ti pare. Vado, tanto per voi suonare un sassofono e un corno è la stessa cosa. A noi piace la musica di sentimento e Michele è un maestro di quelli. Vero Michele? Alla fisarmonica Michele non batte nessuno. È vero, però io non ho mai sentito né suonare né parlare. Vi assicuro che non è muto. Si era innamorato di me. Stette tutta la notte E cosa ti cantò? Bella, buona faccia. No, ti cantò quella canzone popolare che dice: sono 3 ore che sono qui sulla strada. Sono 3 ore che sono qui sulla strada e non lo vedo il volatore a dire oh mia bella mi farai morire dalla passione morire. Fiume, e che bello, sai
e da allora non ha più parlato. Avete sentito? La sua voce sono le note musicali. Con la fisarmonica riesce a rendere piacevoli anche le nostre voci, che altrimenti sarebbero insignificanti. Facciamo una prova con Casetta del mio paese, prima senza musica e poi con la musica. Sentiamo la differenza che è. È bello ritornare Lavi del pensiero a tempi di un passato che non ho mai scordato. Rivivere così la prima gioventù, la casa è popolare, è un amore che non c'è più. È bello ritornare Lavi del pensiero a tempi di un passato che non ho mai scordato. Rivivere così la prima gioventù, la casa è popolare, è un amore che non c'è più. porto sempre nel cuore Casetta del mio paese, come felice con me. vivevo senza pretese, gli amici gentili, il campanile della chiesa, mi svegliava al mattino con la campana festosa. È tanta sera già, Vado dal lavoro con la sua bicicletta, ritorna a casa in fretta, vedo come no, e dice di restare, è un posto da famiglia per potersi riposare. ti porto sempre nel cuore, Casetta del mio paese, come felice con me. vivevo senza pretese, un amico gentile, il campanile della chiesa, Mi svegliava al mattino con la campana festosa. Che meraviglia! Ancora musica, maestro. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome è nostro, puoi conoscerlo tu. Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, e non muore mai più. Lassù agli alberi, intrecciato tra i rami fior, c'è un nido semplice dove nasce l'amore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome è nostro, puoi conoscerlo tu. E lo conosco bene, è la strada che porta a casa della mia nonna. Come si chiama la sua nonna? Non lo so, nella favola il nome e non c'è scritto. Ma
accarezzare il bosco da sola? Ma no! Oggi come oggi le donne non suscitano più gli appetiti di altri tempi. Ah no? Ah no? Maestro, dammi piano e lo faccio sentire io. Una sola ti vorrei, vedi di quello che non c'è, e di questo ragione la vita mia per te. Una sola ti vorrei, io che non so vorrarti mai, e dirti ancora dei baci miei, quello che sei per me. Senti, quello che sono per gli altri e mi interessa poco. È mafiosa, come tutte le ragazze. Tanto ragazza non mi pare, tanto altezzosa, sì. Allora ascolta, io non sono né smorfiosa né altezzosa. Io sono una che sa quello che vuole. E adesso vado dalla mia nonna a dirle di lasciare la casa che è mia e che voglio trasformare in una garzoniera per me. E la nonnina nella stanza con i tirocchi sta aspettando la sua nipotina e arrivando le fai i brocchi ricorda io nonna non voglio vederti più qui. Sei la mia nipotina, la luce dei miei occhi, come farei a vivere senza di te? Devi darmi porto la nonnina, sollevando il capo aspetta un bacino dalla nipotina. Stravvicinando la stanzetta, se vuole allargare al garzoniere per sé. Della passione. Lui quando vede una donna non sente ragioni, la suona appassionatamente. Ma figurati, se era una casa per i giovani, interessava anche a me. Oh donne, stiamo alla realtà. Noi cantavamo la canzone della nonna, tanto per cantare. Questa poi, un gruppo di persone che si ritrovano nel bosco e cantano tanto per cantare.
invece è semplice cantare tanto per cantare. C'è una canzone infatti intitolata Tanto per cantare, perché non ci piace ancora la cantiamo Tanto per cantare, perché mi sento piccino nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto invece nasce un fiore del villano, che mai porta verso il primo amore, mi dava le canzoni mie, e mai ricordo di cadere. Zanza viene a raccontarci la nipotina. L'ha già sfruttata la sua nonna? Non ho potuto, la nonna è malata, mi ha fatto vedere il certificato medico di legittimo impedimento a lasciare la casa. Perciò ha attraversato il bosco 2 volte e andata e ritorno inutilmente. Tanto inutilmente non direi. Al ritorno ho trovato un tipo strano e quando gli ho chiesto che cosa facesse lì, solo soletto, mi ha risposto Ci vuole giudizio quando siamo nel bosco, perché bisogna stare molto attenti al lupo. Eh sì, è vero. E dunque, attenti al lupo, attenti al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Ma dopo, che è successo? dopo, quando mi sono chinata per raccogliere i fiori, si intende, lui è stato molto gentile con me. Ma che grande! E nel darti, diciamo, una mano, faceva oppure faceva Non ci ho fatto questo, perché ero troppo intenta a raccogliere i fiori, si intende. Certo, quando si fa una cosa che piace, la concentrazione è naturale. In questo caso c'è da dire La strada del bosco è lunga e larga da aspettare. La strada del bosco è lunga e larga da aspettare. E fatta barchetta per fare l'amore. E fatta barchetta
e non addentrarci nei particolari di certi piaceri. Infatti per noi il piacere è cantare e perciò continuiamo ancora e cantiamo una strada nel bosco. Facciamo quello che vogliamo. L'avverto comunque che siamo tutti e cinque una specie di Ciao Colombelli! Ciao Colombelli! ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Oh, quanti ciao venite? Se venite voi è venuto io ciao amore, con il mio potere da. Avete capito? No. Andare via, lontano, a cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. In un mondo di luci sentirsi nessuno. Dove andate? Tornate indietro! Quello ha il fucile scarico! Ma le donne sono attratte dal cacciatore, anche se ha il fucile scarico, capito? Ma se fa bene il fucile scarico, non ti
discorso può interessare molto a capito. Però non sei un cacciatore. Non sono un cacciatore di selvaggina, ma di un'altra specie. Se c'è l'occasione di sparare, sparo. Io per questo qualche colpo in canna ce l'ho. Piano, piano, perché se fare il giorno nel bosco potrebbe danneggiare qualche colombella zona. Raccogliere Se fate insinuazioni sulle donne, lui si arrabbia. dire che una donna è buona a raccogliere fiori non è un'offesa, anzi. Ciao quindi. Comunque suona male dire che una donna è bruna. Inoltre c'è da chiedersi a chi dona i fiori che raccoglie. Lo so io a chi ti dona. Quel cacciatore laggiù in quella zona si trova il cacciatore alle nostre colombelle, glielo farà vedere. Se hanno la chioma bruna, se sono bionde in braccia scoprire, mostrando il sguardo. A mezzanotte va da una nera nell'oscurità, ognuno vuole volere, non baci di passione, la donna fa cadere, e questa è la canzone di Leapie. E quando lei lo stanco scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, in caravana di una brutta, quel fiocchi di vero, così è freddo, e alla fotografia, e il dolore eterno, a mezzanotte va, la luna nera che e nell'oscurità ognuno vuole volere, non parli di passione, la donna fa cadere, e questa è la canzone innegabile, non parli di passione, la donna fa cadere, e questa è la canzone innegabile. Ma che capinere e non capinere, le nostre sono colombelli e sono laggiù nel bosco il cacciatore. A che combineranno? Andiamo a vedere anche noi. Andiamo. Non ce l'ha la porta a casa.
bella campagnola tutte le mattine hanno spuntato il sole dalla campagna e resta sale su quella montagna e i contadini in coro si mettono a cantare, si mettono a cantare. Oh campagnola, se mi vuoi bene, vieni, 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 sarai la mia sposa. Con quegli occhioni color di rosa, quando è bello e dolce, parlavo con te, oh campagnola. La campagnola allo spuntar del sole alla campagna e resta sale su quella montagna e i contadini in coro si mettono a cantare, si mettono a cantare. Oh campagnola, se mi vuoi bene, vieni, 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 sarai la mia sposa. Con quegli occhioni color di rosa, come bella e dolce, farà l'amor con te, oh campagnola. Un applauso al pubblico. Un applauso di dovere e di piacere e di affetto da parte degli attori al pubblico del Campania. Siete belli? Siete belli? Avete fatto un po' di esercizio, sì. Allora, ora noi facciamo un saluto particolare al sindaco di Castelnuovo perché il 19 di febbraio noi andiamo a recitare a Castelnuovo. Io prego il presidente dell'ASPE, il qui presente, dottor Pierluigi Corsi, di fare il possibile. Qualcuno del Campanzi deve venire a Castelnuovo per Ardenga ad assistere alla commedia, c'è una strada. Andiamo all'estero, oh, noi del Campanzi andiamo all'estero, il 19 di febbraio. Se è possibile, qualcuno. Un accompagnamento, però sindaco che ci farebbe piacere, il sindaco sarà onorato, per cui non prende impegno, sarà onorato ad assistere alla commedia rappresentata dal gruppo teatrale di San Milano che ha avuto l'onore, perché per voi è un onore, non so se ha avuto l'onore di recitare nel salone delle feste. Ora io vi presento, che volete voi? C'è la Presidente dell'Aula, che volete qualcosa? No, vi presento gli attori, uno per uno, vi faccio sentire le voci originali. Per il momento erano le voci degli attori, ora sono le voci delle persone. A cominciare da te, la voce alta, presente, nome e cognome. Sono Sandra Giacomini. Applauso!
tanto loro sentono anche se noi parliamo più. Vi siete divertiti? Sì! Sono bravi, Bravi, bravi. Cantano bene, sono bravissimi. Grazie a Questa voi. canzone. Non venire in fresco, Grazie. Valentina e a signori, è stato un prato. Grazie. Alla prossima! Possiamo lasciare questa riunione, questo incontro piacevole di questa bella domenica 29 dicembre 2013, una data che ci ricorderemo. Abbiamo visto tanta passione, tanta voglia di stare con gli altri. In fin dei conti recitare insieme è un modo per stare insieme, in primo luogo chi recita, ma poi anche di offrire agli altri. E questo si deve a queste due persone che sono qui con me, e io non posso altro che ringraziarli dicendo grazie, grazie e grazie.